Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali il cielo mi portò. Con lui volando lontano dalla terra, dimenticando le carezze della sera. In paradiso oltre le nuvole, pazzi d'amore come le lucciole. Quanto tempo può durare? Quante notti da sognare? Quante ore, quanti giorni e carezze infinite. Quando ami da morire, chiudi gli occhi e non pensare. Il tempo passa, l'amore scompare e la danza finirà. Una notte a Napoli, con la luna in mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò. La 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 la, La 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 la, la 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 la. la 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 la. Quanto tempo può durare? Quante notti da sognare? E quante ore, quanti giorni e carezze infinite. Quando ami da morire, chiudi gli occhi e non pensare. Il tempo passa, l'amore scompare e la danza finirà. Una notte a Napoli, con la luna in mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò. In cielo mi portò, in cielo mi portò. Grazie. Buonasera. Buonasera, grazie, grazie. Su questo palcoscenico è vero che io manco da un po' di tempo, ma per lei è proprio una new entry, no? Io First time, sì. onorata di essere qui in mezzo a voi. su Elena queste Vittoria. tavole. Elena Buonasera. Vittoria. Dice, ma lo spettacolo è napoletano, dal titolo Incantesimo napoletano, chi ci azzecca una canzone in italiano? Abbiamo pensato di aprire così, innanzitutto per il titolo. Sapete che questa è una canzone che è scritta da Cristiano Malgioglio, Una notte a Napoli, una meravigliosa canzone che ci dà la possibilità di far capire che è una passeggiata, un percorso in questa splendida città, dove questa sera incontreremo personaggi viventi, altri che purtroppo non ci sono più, ma che ci daranno l'opportunità di poterci emozionare proprio in napoletano. Chiaramente non siamo soli, perché no. insomma dice fanno tutte cose no. Abbiamo un amico, un grande artista che con alcuni personaggi famosi, importanti, che amano Napoli, non napoletani, farà un ringraziamento a Napoli e lo farà a modo suo. Certo. Pensate che questo artista in Campania è famosissimo perché è un signore che ha inventato un certo tipo di televisione negli anni 90, la famosa Tele Garibaldi, dalla quale poi sono partite tanti altri tipi di trasmissione. Gli vogliamo fare un applauso come merita?
Però ci vuole prima il grande annuncio. Certo. Proprio a livello insomma, televisivo. Tipo Sanremo. Tipo Sanremo. Anche perché ci stanno martellando con Sanremo. Non so se l'avete notato. Non se ne può proprio Per più. restare in tema. Come appiccia la televisione. Sanremo. Questo è un Sanremo napoletano. Questo a è il grande Sanremo napoletano. Signori e signori, e allora per voi questa sera ho l'onore di presentarvi Lino D'Angio! L'applauso è musce. Ma che grave! Grazie! Buonasera! Buonasera! Wow! Ma com'è bello qua! Posso avere la cittadinanza onoraria? Mi trasferisco qua. Ancora ne fa niente, già vuoi la cittadinanza? Proprio perché ancora non ho fatto niente la chiedo prima. Dopo perché non... se faccio dopo non me la danno. Ci fa piacere. Buonasera pubblico di Taranto! Grazie ragazzi, grazie. Possiamo... Andiamo. Ma siete i padroni, siete i padroni. Ma che bello. Allora, dovete sapere, chiaramente nessuno mi conosce qui. Vero? E perciò sono venuto, proprio perché fa piacere conoscere, capito? E sono venuto perché in realtà il direttore ha chiesto a Luciano, ha detto fa venire a D'Angio. E io ho detto vengo, lui mi ha detto guarda vieni perché c'è un bel pubblico, te lo devi venire a vedere. 10 minuti a così, perché veramente bellille proprio. Ma sempre qua, possiamo scambiarci i numeri, facciamo un gruppo WhatsApp alla fine, cioè, non ci perdiamo di vista. Allora, visto a me mi diverte il fatto di venire qui in questo teatro dove appunto voi non mi conoscete, quindi ho la possibilità di farmi conoscere, questo è sempre bello, perché l'ha detto Luciano, in Campania, diciamo, io non mi muovo dalla Campania, cioè io non esco mai dalla Campania, perché ringraziando a Dio si lavora, facciamo spettacoli, eccetera. Quindi quando mi ha detto di venire a Taranto, ho detto sì, è bello, mi fa piacere conoscere nuove persone e fare in modo che loro mi conoscano. Diciamo posso fare un po' di cose, faccio anche delle imitazioni, però mi piace anche accontentare il pubblico. Allora vorrei sapere dal gentile pubblico di questo teatro, per esempio, ditemi qualche cantante, qualche richiesta di cantanti, va? Peppino Di Capri? Massimo Ranieri? Mamma mia, venga a Taranto ancora Gigi D'Alessio. Non sei... Allora, facciamo una cosa, cerco di... Basta! Stai esagerando, mo. No, allora, no, facciamo una cosa, io adesso cerco di accontentare vari gusti, faccio una cosa, se mi date 4 minuti di tempo, ma proprio giusto 4, io in 4 minuti cercherò di imitare 23, 24, 25 voci diverse. A Napoli, quando dico questa cosa, fanno bravo, qua non mi conoscete, fanno... Perché faccio mettere in questi tarantelli? Vabbè, l'ho detto e lo faccio. Come facciamo? Prendiamo una canzone di un cantante conosciuto che sicuramente conoscete, che è Vasco Rossi. Lo conosciamo? Bene, allora, se lo conosciamo, sapete che Vasco tutta la canzone non ce la fa perché stanno poco... Diciamo, il problema è un altro, ma noi diciamo ubriaco, vabbè. Prendo una canzone di Vasco straconosciuta che è Vita spericolata. La conosciamo? Ok, allora facciamo una cosa, io inizio a cantarla con la voce di Vasco, poi dopo non lo so, faccio venire un po' di personaggi per cercare di accontentare i vari gusti. Ora appena parte la base, Vasco, vieni. Ci vedo qui, oh vita, esagerata di quelle vite fatte, vedi così, Enrico Ruggeri. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Gianni Morandi la canterebbe così. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Azzeneuro, Julio Iglesias. Voglio una vita di quelle, non si sa, è gargarissimo quando canta. Claudio Baglioni. Poi ci troveremo come le star. Beppe Grillo. A bere del whisky e Roxy Bar, ragazzi, una cosa pazzesca. Ornella Vanoni. Renato Zero. Ognuno col suo viaggio, ognuno diverso. Celentano. Ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voi forti però. Riccardo Cocciante. Voglio una vita, questo girato,
di quelle vite fatte così. Maradona perché mi trovo, se no mangia. No, io voglio una vita esagerata per quello, voglio una vita come si me qui, mi piace per quello. Gianni Mina, oh che voglio una vita che non è mai tanti di quelle che non dormi mai. Bruno Vespa. Buonasera, benvenuti a Porta a Porta. Questa sera abbiamo Sua Santità Papa Francesco. E poi se troveremo come le star a avere dei whisky a rock e bar, Corrado, e forse non ci incontreremo mai, e ognuno è a rigore dei suoi guai. Mike, buongiorno, quella amici ascoltatori, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, hai capito? Johnny Dorelli. Ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Salve, come va? Giovanotti, come una vita che non è mai tardi, di quelle vite fate così. Alberto Sordi, bussa via, ma che vuoi? Vuoi una vita? E chi se ne frega, vero? Lino Banfi, ma chi se ne frega, mi fa incavolare a me, disgraziato. Renzo Arbore, ok, voglio una vita e non è mai tardi di quelle che non dormi mai, che vuoi fare? Presidente De Laurentiis. Ma vede, io sono venuto perché ho comprato il Bari e vorrei acquistare anche il Taranto, perché altrimenti quando venite in Serie A senza di me? Un saluto a voi dal Napoli Champions. Grazie. Grazie. Cercato di accontentare un po' tutti, va bene? Poi ci vediamo dopo per altre cose. Ciao a tutti, a dopo. Dino D'Angio, grazie. Allora, penso che nella carrellata che si è fatto, e giustamente non è che poteva impegnare ancora di più, mancava Pino Daniele. Sì, in effetti... E allora facciamo un omaggio a Pino Daniele, vai. Come triste e come amare sta state guarda tutte cose, tutte parole che niente può fa. Sì, ma ci raggiunta il poco e libertà. Sta terra e sta gente noi giorno mannara. Terra mia, com'è bella la guarda. Terra mia, tu ci tieni libertà. E ti sento quando scende scappa i corsa senza parlare. E te vedo tutte le giorni che renna vai a faticare. Ma voi non ridi più e lontana s'anna va. Tutta vita così e sta stiva per non morire. Aspetta che chiova, l'acqua non fonde va. Tanto l'aria sa da cagnare, ma poi quando piove l'acqua dopo ne va. Tanto l'aria sa da cagnare. Un po' di mani su! Un po' di mani! Maestro, la ragazza! Sì, oh yes I know my way, ma non è a dove portato tu. Yes, I know my way. Oh, non mi fotte più, oh, non mi fotte più.
tu vai ritte e resta appena. Va tu va, tanti spare. Yes, I know my way. Ma non mi fotti più, ma non mi fotti più. I marrisi che sono si va la pena di andare. Ah, ma poi chi può fare? Siente fa così, non dà retta a nessuno. Fate tuoi, ma si a soffrire, caccia correre. Siente fa così. Niente creatura sola, perché una sapeara lo fa frittare, lo fa più calore. I so pazzi, e voglio essere foglia, uscite fuori da casa mia. I so pazzi, ho il popolo che mi aspetta e perciò vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazza. Sono pazza. E oggi voglio parlare. I so pazzi, si sentò sta nervatura, metta tutta in faccia muri. I so pazzi, e chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello? Io non sono meno amato, sono pure diplomato e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato. I so pazza! Non c'è scassato cazzo. Grande Pino. Grazie a Pino Daniele che ci ha regalato tutti questi grandi. Sì. Poi ce ne sta un altro napoletanissimo, Peppino Di Capri. Io penso che adesso recuperiamo con Peppino Di Capri perché arriverà proprio con un grande personaggio. Però noi per introdurlo abbiamo pensato di proporvi questa cosa. A Napoli quando si dice tu per me sei una malattia può sembrare una brutta parola, ma in realtà per i napoletani, detta in questo modo, vuol dire insomma che è una grande passione che addirittura si tramuta in malattia. E allora può sembrare, invece per noi è una cosa bella, tanto è vero che c'è una canzone di Peppino Di Capri, Tu sei una malattia, la conoscete tutti quanti. In questo momento c'è un percussionista a Napoli che invece ha fatto un'altra canzone che ha per titolo Malattia. E allora noi abbiamo creato un medley, una connessione. Una malattia proprio all'ennesima potenza. All'ennesima potenza. Spida la pace proprio. Brava. Dell'amore. Ciccio Merolla con Peppino Di Capri. Con Peppino Di Capri. Vediamo che ne esce, e se vi piace. Vai, forza con le mani, vai. Malattia, come tu sei una malattia. Tu fai vero pure che bugia. Malattia, come tu sei una malattia. Tu fai vero pure che bugia. Tu sei una malattia, camarana smanieta pare. Sì, tutta vita mia che sto cuore cerca sempre a te. Tu sei una malattia che mi passa se tu stai con me, ma è una frenesia tutte le sere quando aspetta a te. Amore suona quando ti dorma, amore vasama come voglio. No,
come pazza sulle braccia a te, quanta malinconia quando resta sola senza te. Maladia, maladia, fammi tu sei una maladia, 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 tu fai vera pure bugia, maladia, maladia, fammi tu sei una maladia, 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 fammi vera pure bugia. Si nato un po' per quartiere, però pare una straniera, ti guarda e mi pare vero, che mo stai venendo qua. Tu stiva insieme a chi lato e io mi ero rassegnata, con un vaso di rubata e mo non ce la stiamo più. Maladia, maladia, fammi tu sei una maladia, 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 tu fai vera pure bugia, maladia, maladia, fammi tu sei una maladia, 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 tu fai vera pure bugia. È piaciuto, yeah. Belli, belli. Non c'è, ma non se Ha un bel l'aspetta. ritmo Bravi, passionale. bravi. Sfottiamo a Peppino di Capri. Perché? Quando No, romanzo. è la canzone, poi la canzone di Ciccio Merollo, vabbè, ma te lo vedi tu, te lo vedi con Peppino di Capri, mi arruppia. perché poi ho sentito prima, quando io ho chiesto, c'era una persona, ha detto, la signora qui, infatti mi era arrivata chiarissima, una fan di Peppino di Capri, immagino, e chi non lo è. Allora facciamo l'imitazione di Peppino di Capri, però, Peppino di Capri, ma chi io? Ah, ancora già fa niente, signore. Veramente, siete proprio di Taranto? Sì, no, perché un pubblico così che dice bravo all'inizio dello spettacolo a me lo porterei a Napoli, ecco, capito? Quindi se volete venire a Napoli siete ospiti miei quando volete. Allora, no, dicevo Peppino di Capri, però siccome ho detto che questo è un bellissimo pubblico veramente straordinario, allora io faccio la domanda, se io volessi imitare Peppino di Capri, di che cosa ho bisogno? Ma guarda, a Napoli, credetemi, mo non è che voglio fare la piaggeria perché sto qua, a Napoli non indovinano mai subito. Ha detto occhiali, ovvio. A Napoli cominciano a fare un champagne. Significa uno per fare un'imitazione da bottiglia, oppure un pianoforte. Già, mamma porta un pianoforte a prendere. Gli occhiali, una cosa semplice, gli occhiali, eccoli qua. Ma un'altra cosa fondamentale per imitare Peppino di Capri. Vediamo, questa è più complicata. I capelli ricci più o meno ce li abbiamo, ma... Anche qui si dice otic, perché a Napoli diciamo otic. Peppino di Capri sta nei tic, perché da giovane forse cantava che tic tic. No, non applaudite su questa imbecillità, perché sennò prendo il vizio e ne caccio ulteriori per ancora peggio. Allora, no, però facciamo una cosa, io voglio imitare Peppino di Capri, però non gli facciamo cantare le solite canzoni di Peppino di Capri, tipo Mo' Champagne, su 60 anni che canta Champagne. Sapi tappa, Peppino, cioè. No, allora facciamo una cosa, mi dai un po' più alto il volume del microfono. Facciamo una cosa una canzone che Peppino di Capri non canterebbe mai, ma tanto non penso che glielo andate a dire. Proviamo. Allora io Peppino di Capri me ne arrivo perché stasera gli farò cantare Heidi. Canzone storica. Proviamo a vedere Peppino di Capri come canterebbe Heidi. Mi peppinizzo. Oh yeah. Oh Heidi, Heidi, te sorridono Heidi, Heidi, la capretta ti fanno, ci picchia qui. C'è un mondo fantastico. Heidi, candida come un coppe finale ticca diventano mosse epilettiche. Grazie. Luciano Capurro.
Adesso chi la conosce canta insieme a me. Mi dai un po' di base per favore? Io lontano da te, pescatore lontano dal mare, io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole. Solitudine, malinconia, i soprammobili di casa mia, qualche libro, una poesia e sul piano una fotografia. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù, là dove c'è la capanna scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore vorrei, stasera vorrei. Mi chiama amore e tu sai perché dinto vinta sì tornata a me, cagna ne colora l'occhia tua per me, torna a mancanta, ma se non sai dicere che pensa a me, strignama e non parla, sì l'amore nostro è chi stucca, ma dimmi tu come la stata fa. Ha vinto un festival di Napoli con questa canzone Peppino, con quella di prima ha vinto invece un festival di Sanremo. L'ha mazzeccata apposta insieme. Grande Peppino. Ma se non sai dicere che pensa a me, strignama e non parla, se l'amore nostro è chi stucca. Ma dimmi tu come la stata fa. Grazie, che stile, che classe. Che classe. Erano i tempi nostri, no? Guardando un po' la platea orientativamente, ritengo questi night anni 70, anni 80. Ah, signora, si è offeso, ho detto i tempi nostri, no? Ho detto bene, quando suo marito, insomma, qualche pulsazione ci stava ancora, qualche bacetto arrivava. A proposito di bacetti, sì, la mia cantante praticamente... Passo di qua? Posso passare? Puoi passare, puoi passare. No, mi ha fatto una confidenza. Ha detto che lei in passato ha avuto un po' di tenero con un ragazzo tarantino che si chiamava... Pasquale. Non è un momento di parlare, maestro Luciano, scusatemi, ma io l'ho visto. Ah, l'hai visto? L'hai trovato? L'ho visto, l'ho trovato. Pasquale? Mi ha fatto soffrire proprio assai. E quindi io volevo appunto cogliere l'occasione qua davanti a molti compaesani di fargli fare, diciamo, la figura che si merita. Ma sei sicuro? Io ho fatto la signora cantando con vestiti bello elegante, ho parlato in italiano, però mo è arrivato un momento di mi sfugare. Voi me lo concedete? No, dite ecco pure di qua. sì, dite. No? Perché quelle le donne sono solidali, alle donne sofferenti, e l'uomo ne sa una piglia a pacca in faccia, vero no? Ecco qua. Ma tu sei certa proprio che Sono proprio certa, mi sta guardando pure a 3 ore, quindi sono proprio certa che sia lui. Sta qua stasera sta là, oi.
sta tutto imbuttunato. Ma insomma sta da solo, sta con... No, sta una signora a fianco, non lo so. Signora, voi ve lo siete presi in custodia? E che ha fatto il cane in custodia? Chi c'ha zecca? È il marito? no, penso. Vabbè, non lo so. Era bello. Se Ciro ci può dare un po' di luce in sala, Sì. vediamo un attimino. Posso andare? Non lo so, se devi risolvere un problema. Risolviamo. Visto buono e proprio. Risolviamo. Signore, vi tolgo questo peso per giusto 2-3 minuti e poi dopo vi pigliate un'altra volta, va buono? Perché il mio... Un peso perché? Che devi fare? Non ho peso capito. morto. A lui è un peso morto. morto. Ecco, che da c'è? Pasquale. Ma sei sicuro che è isso? Is. Maria. Maria. Ma tu Pasquale, fammi sentire. Ma tu cammina ancora? Cammina ancora. No, ma mica è asciutto per l'ospedale. No, non lo so, perché lo vedevo un pochettino tra un po' malandato, più di là che di qua. Pasquale, vieni qua, vieni. Fate tutti quanti un applauso a Sì, perché ci Pasquale. vanno coraggio, proprio, ci vanno coraggio. Vieni qua, levati pure su giubbino, che sei morte fredda. Leva, poggia là, fatti vedere come si bella, si scese con pigiama direttamente. Vieni qua, vieni Pasquale, vieni. Allora tu ti ricordi come erano belli i tempi di una volta? Tutto quello che mi hai fatto passare, ti ricordi? Una mezza cosa? L'Alzheimer? E allora io proprio per rimembrare tutto quello che hai fatto, l'hai scritto qua, da chi su bello, poi una bella lettera, longa, vero? Allora, siccome io sono pur sempre un artista, se permetti, tutto quello che tengo da dire te lo dico cantando, va buono? Così può essere che ti arrivi diritto al cuore. Maestro, prego, lo dia pure. Quando ci vo. Buonasera a tutti quanti. Faccia senza colore, si bugiarda e traditore, perché se me lasciate in famo? Roba che ti pigliata, roba che ti rubate, cose che sta bocca in famo. Perché sta per ti spietta da mano e su biglietto, che me l'ha scritta a mano, don Saverio Sacrostano. Sientatella, sie, mio carissimo Pasquale, punta e poi da capo. Tanna sparava scagna sotto un albero d'ogni mese giugno, punta e poi da capo. Ta già venia a portare grillante e sciura, perché io cuore è sempre cuore, pure morta da voglia ama. Pasca, ta già contato punto. La ricordo, a cominciare a ricordare, sì. Stasera mezzo grana mi porta sta mano a mano e la spunta la luna. Mo sponda l'uno o solo con una di due figliola. Te trova due a due e perciò ti tengo in canna perché sti motomanni sono scritti in dispone. Ma te leggo un momento, sientatela, mio carissimo Pasquale. Punto e poi da capo. Tanna sparavo scagni sotto un albero d'ogni mese giugno. Punto e poi da capo. Ta giovani a portare a grillante e sciura, perché il cuore è sempre cuore. Pure morto da voglia ma pasca. Ta già contato punto. Di primavera, di venetta allena e ti ricette siente famo. Se tu andavi in un posto, a dove tenga nascosta una rosa prelibata, ta do, e tu l'anduvinaste e la rosa ti pigliaste e adesso avrai per posto sta proposta, sientatela, mio carissimo Pasquale. Punta e poi da capo, tanna sparava scagna sotto un albero d'ogni mese giugno. Punta e poi da capo, ta già venia a portare grillante e sciura, perché il cuore è sempre cuore, pure morta da voglia ma pasca, ta già contato punto. Ti ricorda mo che hai fatto? No, e vatta a fare una bella mezz'oretta di sonno a fianco alla signora e non se ne parla più, va bene? Ecco qua, grazie.
Grazie per avermi concesso questo sfogo, perché noi donne ne abbiamo bisogno. Ecco qua. Ecco qua che mi è passato. Ecco qua. Ho pregato, ho detto ma non lo fai finta che non l'hai visto. No, no, scusatemi maestro, però vi ringrazio perché siete stato molto gentile per avermi concesso questo spazio. Grazie, arrivederci. L'importante è che sei sfogato, il problema è che non hai sfogato tu però. C'è un doppio senso, cioè, un po' hai ragione. Vabbè, maestri, sono nelle vostre mani. C'è anche il cappello del Novecento, non so se avete notato. Porta ancora scialle lussa, porta ancora battanessa, da Luciana quando passa, non ti fa più a ragionare, e vota incontra Santa Lucia, e che maretta d'into coro mia, si pensi ci parla, si cerca la ferma, che la mi guarda storta e mangia sta. Basta Luciana che passa e spassa, sciale lussa, battanessa, per una settimana ma fa di cassa, ma fermassa e la ricessa. Io non mi cerco niente, ma ratamo permessa, però non va se ingoppa, però non va se ingoppa, a battanessa, doppio senso. Sta Luciana che passa e spassa, scialle lussa, battanessa, per una settimana ma fa di cassa, poi fermassa e la ricessa. Io non mi cerco niente, ma ratamo permessa, però non va se ingoppa, però non va se ingoppa, però non va se ingoppa, a battanessa. Dovi che paparella, non per dire, i son corretti, Cummare e Cummarella stanno sempre attorno a me. Sarà pane e panesta, si ma ne passa, perfino all'uscilla fanno a gara per cantare. Perché sto se ballera l'aria là, Cummare e Cummarella, so bella, ma io voglio bene a stella, che bella, e bella accontentata, ma faccia fria. Una canna dalla, mi porta sotto braccia, fa riviera a passeggiare, c'è chi può e chi non può, lei non può. E balla accontentata, ma faccia fria. Una canna dalla, mi porta sotto braccia pa' riviera a passeggiare, mi porta pa' riviera sotto braccia a passeggiare. A gente che mi vede sentinella, danza su vascia da mattina a sera, ma chi si dice ha perso il cervello? Ma come se ci cade sta maniera? Ma invece voglio bene a una figliola che sta in due vasce e non è vasciaiola. No, stu vascio non è vascia, è una reggia, meglio reggia. E sì signora, o padre è mastarascia, e sì signora, a mamma è maglia seggia, m'hanno fatto che la figlia, che è una vera meraviglia, che vi sbaglia è nata là. A ieri sera mi sono appiccicata, che i genitori miei hanno ragione. Papà che però nipote titolata dice, e mo a dove va a fornire sto blasone? Ma io penso che per due occhi brillanti c'è una cavalla pura, non rignanta. No,
tu faccia non è faccia, è una regia meglio reggia, e sì signora vada e mastraccia, e sì signora mamma e baglia seggia, m'hanno fatto che la figlia, che è una vera meraviglia, capi sbaglia è nata là. Grazie. Un ricordo di un po' di belle canzoncine napoletane, divertenti, simpatiche, che si cantavano ai festival di Napoli dei primi anni 50. Sono stato qua tutto il tempo. Oh, vero? Sì, io mi sentivo una cosa rete. No, scherzare, non scherzare. Luciano Capurro, ma quanto è bravo? Dite la verità, quanto è bravo. Mamma mia. Mi fai mettere vergogna. Perché ti voglio bene. Grazie. No, perché poi canti queste canzoni così. Di recupero, un recupero storico. Sì, che ci riportano, capito, indietro col tempo. Perché poi qua, per esempio, no, io pubblico... qua, noi giochiamo in casa qua. Sì, no, ma dico, c'è un pubblico, chi è che ha fatto per esempio gli anni 80? Com'è che ha fatto gli anni? Chi ha vissuto negli anni 80? Chi ha vissuto negli anni 70? Chi ha vissuto negli anni 60? Camposanto No, questo no, è il museo delle cere. No, ma scherza. No, ma io mi fa piacere perché allora sono preparato. Sì, no, perché volevo affrontare un argomento molto delicato. Quale? Diciamo sul cambiamento dei tempi. Non quello del clima. Quello dei tempi. È proprio dei tempi, e perciò chiedevo l'età. No, grazie. sono preparati. Sì, no, perché vedete, noi siamo, mi metto con voi perché comunque credo di essere coetaneo, diciamo una generazione che ha vissuto diciamo la tecnologia, quella diciamo spicciola, e viviamo quella di oggi, no? Cioè noi siamo quelli che, come dire, abbiamo vissuto, e ce lo ricordiamo benissimo, il telefono a gettone, no? Io mi ricordo, per esempio, ero ragazzo, avevo un appuntamento con un amico, dice vabbè ci vediamo a Piazza Garibaldi alle 17:30. Tu arrivavi alle 17:30, chiaramente l'amico era in ritardo, tu che facevi? Iva alla cabina telefonica, chiamava a casa l'amico. La mamma rispondeva, sì, so che è venuto da te. Nel frattempo l'amica veniva a Piazza Garibaldi, non ti trovava e gli va la cabina che è là da parte. Tu tornava là, praticamente io e questo mio amico non ci siamo mai incontrati. Ma pensate anche quanti amori non sono nati perché non ci sono trovati nei tempi giusti. Oggi invece no, oggi anche noi che abbiamo vissuto il telefono a gettoni, abbiamo tranquillamente il nostro cellulare, teniamo un gruppo WhatsApp, usiamo WhatsApp. Oggi tu mandi un messaggio a una persona, se non ti risponde in 3 secondi tu già stai... È vero? Dici, ma come non mi risponde? Come non mi risponde? Poi a un certo punto vedi, sta scrivendo. Diciamo, sta scrivendo. E io che dici? Sta scrivendo. Va bene pure, non sta scrivendo più, si ferma. Dici, che succede? Sta scrivendo un'altra volta. Sta scrivendo. Dopo 20 minuti. Sì. E che stai? Siamo andati al manicomio. Ma perché i gruppi WhatsApp ci mettono in questi gruppi WhatsApp che tu improvvisamente ti arrivano notifiche. Cioè noi siamo una generazione, io per esempio mi ricordo quando era il televisore. Ve lo ricordate quando era bello quel televisore che era bello? Mi ricordo che mia mamma in coppa del televisore ci metteva tutte cose, fotografie di tutte 7 generazioni, nella coppa. Centrina che ha una coppanata, i bomboniere e tutto quanto tenevamo in coppa quella televisione. Cioè io mi ricordo che guardavamo la televisione, non per la televisione, ma le cose che stavano nella coppa, perché erano interessanti. Oggi le televisioni sono sottili. Io mi ricordo che quando ero ragazzino, guai se io toccavo il televisore con la mano, mia mamma, lasci le ditate. Ma stanno i touchscreen. Tu puoi fare quello che vuoi tu. Io non ho acchiappata mazzata per toccare il televisore. E allora, questo per dirvi che cosa? Che noi abbiamo vissuto un'epoca di cambiamenti in maniera rapida, no? Noi adesso affronto un argomento molto delicato per noi uomini. Per esempio, quando io ero ragazzo, quando eravamo giovincelli, quando per esempio si voleva andare, capitemi, in una farmacia per comprare, mica era facile.
La prima cosa era la scelta della farmacia. Perché tu mica potevi andare nella farmacia sotto il palazzo. E chi il farmacista sapeva a papà, a mamma, a nonna, a zia. Dovevi scegliere la farmacia almeno a 30 km di distanza. Poi dovevi aspettare che la farmacia fosse vuota. E quando era vuota? Mai! Nell'epoca degli anni '80, ti ricordi? I medicinali li davano gratis, i ticket. In farmacia incontravi i bicchierelli che i carrelli. Pigliavano tutte cose. Ma che cos'è questo? Patentiere, ma buono, che si crede? Si pigliava, era in offerta, 3x2, piglia. E allora tu che facevi? Aspettavi che la farmacia si svuotasse. Quindi giravi attorno a questa farmacia. Quando la vedevi che la farmacia era vuota, dicevi, ecco, questo è il momento. E entravi, il farmacista ti aspettava così. Tu entravi con la testa abbassata, prego! A me, sono chi solo che si lava con me. Prego, buongiorno. Dite, un momento, sto girando da 3 giorni. Dunque, sono farmacista. Dunque, niente per cominciare a pigliare confidenza. No, voglio una scatola di... Una scatola di pillole? No. Una scatola di penicillina? Già fa penicillina. Una scatola di... Te faceva rosso. La prima cosa che vedevi sul bancone te la pigliava perché te ne volevi andare. Una scatola di palline zigulì. Ve le ricordate? Le palline zigulì si mettevano sul bancone per quelli che non avevano il coraggio di comprare i preservativi. Io mi ricordo che tornavo a casa che sa che chi nei palline zigulì. Che mia mamma faceva, ma che ne ha fatto? Io, sono cose di uomini, non puoi capire. Questo si faceva, si girava e si mangiavano palline zigulì. È normale che siamo venuti fuori una generazione bella, piena di vitamine, sostanziose, è vero o no? È così. No, ma per carità. E questo si faceva. Chiaramente poi dopo qualche giorno il farmacista, che chiaramente capiva, mosso a pietà, ti chiamava, pigliava la scatola, te la gettava in faccia, tu te la prendevi lo stesso e in quel momento ci sentivamo importanti, no? Perché finalmente avevamo tra le mani questo oggetto che ci faceva sentire grandi, no? Ci guardavamo sta scatola soddisfatti. Ci la guardavamo. La domanda era, ma che ne fa? Però eravamo talmente scemi che la risposta era, non si può mai sapere. Non si può mai sapere che cosa. Se ne prendeva uno. Uomini ormai potremmo ricere, andati in prescrizione ormai sta cosa. Se ne prendeva uno, si metteva nel portafoglio e la rimaneva. Mise, putrefatta. Qualche volta nella comitiva si cacciava il portafoglio. Guarda qua che tengo. E poi tornava a da là di. Che dopo 7-8 mesi era stesso lui che ti tuzzuliava a cadere e diceva sì, io non dico che voglio tra sì, ma almeno fammi uscire a cattinda. Questa era la situazione, quello che facevamo. Oggi no. Perciò dico, noi siamo quella generazione che ha vissuto questo e oggi viviamo una situazione di totale cambiamento, perché c'è stata un'evoluzione, una parità dei sessi, un'emancipazione. E allora vi posso raccontare quello che ho visto io qualche mese fa, una scena in una farmacia, che credetemi, in virtù di quello che vi ho raccontato poco fa, per me era una scena di fantascienza. Perché in una farmacia affollata io ho visto 3 ragazze, che compravano loro i preservativi. Scena incredibile, ma mica in maniera molto silenziosa, no, come niente fosse. La prima, signor farmacista! Io posso avere una scatola di preservativi a fragola! La scatola di preservativi a fragola per la signorina Cannazzi! Che noi in quella farmacia non ci conoscevamo, però ci guardavamo l'uno con l'altro e sentito pure tu, e sentito pure che hai fragola. A secondo, signor farmacista, e a me posso avere una scatola di preservativi al pistacchio per la signorina di qua. Che a quel punto io mi fermai e pensai, dissi, vuoi vedere che dopo tanti anni i preservativi si sono messi a società che zigulì?
Fai la domanda. Dici che non stivano facendo più niente. La terza. C'è un farmacista? Io posso avere una scatola di preservativi al basilico. Che ci stava la vecchiarella nella farmacia, perché la vecchiarella ci sta sempre nella farmacia. Appena sentì basilico, si girò, guardò il farmacista e disse: "Io farmacista, io posso avere solo lupo che adora." Questo è quello che accade oggi e quello che abbiamo vissuto. Grazie, a dopo. Quando viene appuntamento, guardo mare e guarda fronte, si te parla non risponda, stai distratta con me che io ti tengo dentro cuore, sono sempre innamorata, ma tu invece pensa nata e mo te stai scordando me. Quando si dice sì, tiene la mente, non sa da fa morire sto cuore amante. Tu mi dicesti sì, una sera ma, e mo' tieno coraggio e la sa. E mo' tieno coraggio e la sa. Aspettare fine di mano a stringermi le braccia per stasera, Carmela, Oggi sto tanto all'era che quasi quasi mamma stessa chiagnerà questa felicità. Mio vero, non mio vera, che sono tornata a Napoli, mio vero che sto qua, il treno stava ancora in stazione,
quando gianti sei prima mandolina, chi stia paese sola, chi stia paese domara, chi stia paese tutte parole sotto cielo mare, so sempre parola d'amore. Di quanto amore sono contenta, mamma mi sta vicina e me ne canta. Chi sia paese sola, chi sia paese romana, chi sia paese tutte parole sotto cielo. So sempre parola d'amore.